I medici di famiglia scioperano? Beh, se nel Veneto dell'eccellenza sanitaria protestare è una categoria tanto privilegiata, allora cosa devono fare altri lavoratori molto più bistrattati? Bloccare il paese? Secondo i dati ufficiali, un medico di base con un massimale di 1500 pazienti guadagna 5500 euro netti al mese, ma con indennità e prestazioni inserite nel contratto può arrivare tranquillamente a 11.000 euro. E questo per tenere aperto lo studio 15 ore settimanali. Poi ci sono le visite a domicilio, ma qui si ricade nella discrezionalità del singolo medico, che attenzione, non è dipendente di un'azienda sanitaria che impone uno standard nella cura e nell'assistenza. E allora ci permettiamo di lanciare questa proposta: e se i medici di famiglia diventassero dipendenti delle ULSS? Certo, dovrebbero lavorare 8 ore al giorno, 40 alla settimana, più eventuali straordinari, ma con stipendi che valgono un quarto di quello che percepiscono oggi. Sì, sì, ma sono d'accordo. Io può anche darsi che questo possa essere un elemento sul quale discutere e non ci sottrarremo alla discussione, sa? Oggi, nelle ore dello sciopero dei medici di famiglia, ricordiamo che il malato nella sua fragilità deve avere un ruolo centrale e non sempre basta assicurare quella che il freddo gergo burocratico definisce prestazione indispensabile, perché anche questo è un elemento di valutazione arbitrario. Molti pazienti non urgenti, ma ugualmente sofferenti, preoccupati per le proprie condizioni e che sono stati scaricati sui pronto soccorso, dove altri medici lavoravano. E allora rilanciamo un'altra provocazione. Ma perché non pensiamo alla liberalizzazione piuttosto che alla dipendenza? Ossia, chiunque ha finito di fare il suo corso di medicina e poi si è specializzato oppure ha fatto il corso di 2 anni per fare il medico di medicina generale, si metta sul mercato e se è bravo i pazienti ci vanno, se non è bravo non ci vanno.